Siciliano Live, ben trovati all'interno del nostro appuntamento a mezzogiorno puntualissimi. Noi siamo sempre qui, ci trovate facilmente attraverso YouTube, attraverso Facebook e siamo qui a raccontarvi delle belle storie. Anche oggi vi racconteremo qualcosa che riguarda da vicino il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, ma prima sono felicissima di rivederlo perché non lo incontro da tantissimo tempo e questa situazione ci sta facendo stare lontani da tanti amici e da tante persone a cui vogliamo bene. Lui è adorato da tutti i siciliani e non solo, Giovanni Cangelosi qui a Io Compro Siciliano Live. Ben arrivato. Carissima, Giovanni. Buongiorno a te e buongiorno a tutti a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao. Ma tu che ci fai già a mezzogiorno con la chitarra in mano? Io ho saltato tutta la presentazione perché se dovessi raccontare tutto quello che tu hai fatto, quante persone hai fatto ridere, a quante trasmissioni hai partecipato, l'elenco sarebbe infinito. Noi abbiamo solo 10 minuti, quindi faccio prima parlare con te direttamente. Lo so, e puoi parlare in soli 10 minuti con un balbuziente proprio nato? È difficile, Liana. Allora, senti, io sto tutto il giorno, credimi, o con la chitarra o con il mio o con il pianoforte, che io canto o suono sempre, oppure giù in studio con i miei quadri. Ma questo. Scusami, hai la casa insonorizzata? Perché se suoni tutto il tempo immagino i tuoi vicini. Lo so che ti sembrerà strano, ma c'è una vicina di casa che dice Giovanni, ogni volta che tu suoni io mi metto lì sul muro e dico mamma mia che bravo, che note che suona. Credimi. Ah, che Giuro. Bello. Comunque se poi ce la presenti noi glielo chiediamo per assicurarci. Lei si chiama Anna, sta qui, credimi, e fino a ieri ha comprato un quadro, ha comprato pure un quadro, pensa. Perché ora racconteremo, tu sei veramente un artista, sei un cabarettista, sei un musicista, ma sei anche un pittore. Bonazzo. Quindi oggi, quello prima di tutto, anche quello si vede, perché lo dobbiamo dire? Vabbè, noi ci capiamo. No, vabbè, capisci, io ti guardo con ammirazione, magari quel ciuffetto lì, quel capello lì. Smettila, perché io già mi ricordo che tu ci provi con me già dalla scuola elementare. Anzi, può dire, vabbè, io ero il bidello. Vabbè, a posto. Cosa suoneresti a mezzogiorno per i siciliani? Allora, guarda, al volo da tantissimo tempo che non suono una dedica per mia suocera. Da tanto tempo, guarda. Quello è vero. Neanche il coronavirus ci ha potuto con tua suocera. Ovunque mette il becco, quando la vedo io mi tocco. Mia suocera è come il piccione che caga fuori dal balcone, intesa tutte le persone nella zona della stazione. Mia suocera fa impressione. Dice che sono un gran... Basta. No, basta. Quello non si può dire, né a mezzogiorno né più tardi. Siamo in fascia protetta. Neanche col coronavirus tua suocera niente, lei resiste a tutti, c'ha gli anticorpi proprio a tutte le cose. Lei, guarda, se il corona trova mia suocera si infetta. È vero, questo me l'immaginavo. Abbiamo un video per vedere Giovanni Cangelosi in una delle sue tante esibizioni, guardiamolo insieme. Ci sono delle altre misure molto rigorose, sono anche sospese tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, quindi non possiamo più permetterci aggregazioni di persone. Cantavo nei balconi con gli operai, rinascerò, rinascerai, le mascherine poi disinfettati, le code lunghe ai supermercati. La gente se la mette sotto il mento, dicendo a tutti io non mi spavento, ma poi telefona dall'ospedale, dicendo ho il Covid e sto male. E un decreto allora e confusioni, è stato contagiato Berlusconi. Un giorno è giallo e l'altro giorno è rosso, qui sparano minchiate a più non posso. Che hanno di me, che hanno di me, che hanno di meglio da fare. Politici che non sanno più cosa fare. Hanno di me, che hanno di me, che hanno da dimenticare. Veglino signori
signori per il vaccino e De Luca se l'è fatto per primo. Venghino signori sui metro assembrati e intanto in teatro siamo rovinati. Che hanno di me, lo lasciamo lì a libera interpretazione. È bellissimo questo video. Grazie, è grazie. Bellissimo questo video, Giovanni. Sì, è un bel video fatto da Bruno Tedeschi, che è un mio caro amico. Bellissimo, è un bel video, un bel pezzo pure, credo che rispecchia tutto quello che c'è e che c'è stato. È vero, è vero. Prima c'erano altri argomenti sui quali anche fare dell'ironia oggi su questa situazione, che ovviamente è drammatica nel rispetto di tutto quello che sta succedendo, però ha stravolto le nostre vite, quindi provare a fare un sorriso anche su questo ci serve, perché sennò ci ammaliamo, siamo chiusi a casa, lontani dagli amici, lontani da tutti quanti, almeno proviamo a sorridere. Tu, oltre a suonare, pensare ai tuoi pezzi per far sorridere, dipingi pure. Ora chiedo a Paolo Gatto dalla regia di farci vedere anche qualcosa di quello che realizzi tu, perché qui rimaniamo a bocca aperta. Cioè, qua che cos'è? Questo ovviamente rivediamo Guttuso tra queste immagini, ma questa è la tua versione. Questa è la mia versione, sì, di una, copia di questo Guttuso, di questo originale, ed è un murales. Ed è 1,5 metri per 1,5 metri circa, che ho già fatto. E poi ci sarà un quadro pure fra poco, che è un olio su tela, zona taormina. Niente, io ho questa passione già da un bel po' di anni, già da quando ero piccolino, quella di fare quadri dei murales sia per la Sicilia che per l'America. Cosa ti chiedono negli Stati Uniti quando ti commissionano un quadro? Allora io lì ho un po' di conoscenze di miei amici o degli architetti, e c'è chi che mi commissiona questi murales, queste finestrelle finte o negli appartamenti o nelle ville o nei locali o negli alberghi, e li faccio da Miami a Brooklyn e qui in Sicilia anche. È fantastico, cioè, quindi tu, se dovessi scegliere al primo posto, cosa c'è dentro di te? Il tuo essere artista, sei prima un comico, sei prima un pittore, sei prima Bella un musicista? Domanda. Allora io ti rispondo subito. Allora, come un allora un binario, da un lato delle rotaie c'è il discorso teatro, essere comico e far ridere, e dall'altro la pittura, i quadri e murales. Perciò è alla stessa maniera, credimi. Però non ci incontrano mai se solo con un binario, quindi non potresti mai fare un pezzo su te che dipingi un quadro, oppure dipingere te che stai suonando. Mi dispiace contraddirti, ma questi binari alla fine si uniscono e arrivano lì alla stazione, lì a capolinea. Quello è il capolinea, quello, e poi ci sono scambi, insomma, niente. Leggiamo un paio di messaggi prima di salutarci, Giovanni, perché il tempo corre via. C'è Maurizio Tuminia che ci saluta. E io che balbetto 3 ore. Io ricordo la prima volta che mi hai telefonato, Giovanni, non me lo potrò mai scordare, Ti sei ricaricata. È vero. E poi ancora, vediamo,
Altri saluti da Luca Leonardi, che dice relativamente al video, al brano che abbiamo visto poco fa: una bellissima canzone, anche divertente ma piena di significato. È vero, perché la bravura sta proprio in questo, nel riuscire a far sorridere su temi importanti, quindi tu sorridi sì sul momento, però poi in testa ti rimane qualcosa e rifletti. Bravissimo. Ti saluta Maridesi. Grazie, insomma, sono ciao. in tanti a salutarti. Ciao a tutti. A tutti quelli ci che dobbiamo scrivono. già salutare, Giovanni, però spero di vederti presto. Allora, io ti ringrazio per questa diretta e ti auguro buon tutto. Spero che presto si rimetteranno le cose nel migliore dei modi per tutti, ok? In bocca al lupo e che hanno di me. Seguitelo attraverso il web, Giovanni Cangialosi. Non lo possiamo vedere al teatro, ma attraverso il web seguiamo questo grande artista. Appena ci sono i cinema, il film Chi non muore si rivede, che è pronto, però ancora non può uscire. Aspettiamo anche quello. Grazie Giovanni Cangialosi. Ciao, grazie a tutti voi. Ciao, grazie. Ciao. E adesso entriamo subito nel portale, entriamo subito nel marketplace www.iocomprosiciliano.com, con un'azienda che potete trovare lì. E allora il collegamento è con Rubina Vicari di Amuni, Donna Amuni Palermo. Benvenuta Rubina. Ciao Eliana, grazie mille. Allora, io sono molto contenta, dicevamo poc'anzi fuori onda, qualcosa ci sta facendo incrociare, perché ho indossato una vostra felpa proprio un paio di settimane fa e sono rimasta ovviamente molto colpita dal fatto che tu indossi un abbigliamento anche casual, sportivo, no? Molto easy, e poi ad un certo punto vedi dei camei, delle perle, delle applicazioni che appartengono, no? Anche a dei contesti un po' più chic, più classici, ma di grande tradizione. Poi ti giri e sulla stessa maglia dove c'è l'applicazione super stilosa con i coralli c'hai una carta siciliana e rimani colpito. Ma voi avete un brand che è pazzesco. Ma quantomeno nasce da tutto quello che è l'amore per la Sicilia, la fantasia che racchiude me, le mie sorelle e la nostra donna Munì, che è lei che realmente crea. Noi diamo un supporto, ognuna di noi, per il nostro campo. Tra l'altro avete una storia bellissima, perché siete, quante sorelle siete, dillo tu? 4. Ma esistono anche dei fratelli? No, per fortuna no. Così. Quindi questo papà è rimasto lì circondato da donne. Beato fra le donne. Lo dovremmo chiedere a lui. Ma in tutto questo, queste 4 sorelle hanno preso delle strade completamente diverse nel corso della loro vita. Fate tutti lavori diversi, sì. Però vi siete lasciate portare da questo progetto e riunire da questo progetto. Sì, esattamente, hai detto bene, un progetto che nasce dall'idea di 2 delle mie sorelle in realtà, siccome noi siamo sempre squadra, quindi poi ogni cosa viene sposata all'unisono da tutte. Da lì sono nate le t-shirt, tutti gli accessori che possono essere felpe, borse, giubbini, e quindi abbiamo concretizzato quello che era nella nostra fantasia. Ovviamente per natura non ci fermiamo mai e quindi attendiamo che termini il Covid fondamentalmente, o quantomeno che ci dia un po' di spazio per concretizzare, oltre che sul nostro shop online, concretizzarlo in uno store fisico, uno store che possa rappresentare quello che è il concetto Amuni, quello che è diciamo il brand. Quindi speriamo di poter aprire a breve un nostro store con tutti gli accessori Amuni, ma allo stesso tempo un angolo, un piccolo salotto dove tu puoi venire a ritagliare del tempo per te, tempo di qualità, di piccole coccole, come dico io, dalla colazione all'aperitivo, al pranzo, a una festa, quando se tutto andrà bene torneremo a festeggiare. Speriamo presto. Torneremo a festeggiare tutto con il tema siciliano che possa essere dal Gattopardo alle nostre carte, non c'è un angolo, una poltrona o
tra un po' anche i bicchieri, non c'è una cosa uguale. La filosofia di Amoni è che ognuno di noi è speciale, non c'è una copia uguale all'altro, Quindi sia... se io vedo anche una t-shirt in un modo non ce ne sarà mai un altro uguale, è un po' questo il No, senso. sì, esattamente. Abbiamo la linea delle carte, ovviamente, un po' per tutti, perché si sa, le Certo, carte sono 40, ci è quelle. racchiudono, ovviamente, però ad esempio anche la stessa Se no dovevi mettere t-shirt. le spiegazioni del gioco e quelle non sono divertenti come No, carte. non è il caso. E poi anche la felpa che avevi indosso tu o la t-shirt che ho indosso io, Mi fai vedere sono... un po' meglio il taschino? Perché vediamo, Sì, ecco, non so l'inquadratura è se si tagliata, così, vede. così si vede benissimo. Me lo descrivi com'è Sì, fatto? allora abbiamo tutto un merletto, tutte delle perle scaramazze intagliate e intarsiate con coralli e poi abbiamo un grande cameo che rappresenta una donna e poi tutto che è circondato da tutto quello che è il corallo. Questa è Bellissimo. una delle, diciamo, delle chicche che troveremo al salotto di Donna Munì, perché lì hai la possibilità di spaziare dalla t-shirt con la donna di denari, visto che noi siamo un pizzico femministe o diamo potere alle donne, ovviamente. Ehm, e poi ovviamente avremo anche tutta la linea uomo, bimbo, diamo importanza al singolo, non al numero. Ognuno di noi è importante perché sicuramente è diverso e differente dall'altro. Abbiamo anche un video per scoprire più da vicino il mondo di Amuni. Guardiamolo. Ok? È bellissimo, così abbiamo potuto vedere anche questi uomini vestiti Sì, a gli Munich. uomini di Donna Munì sono molto, molto coccolati, c'è tutto per loro. Quindi... È fantastico e ricordiamo che su www.iocomprosiciliano.com si possono Certo, trovare i prodotti di Donna Munì, sia per tutti. donna che per uomo? Sì, sì, anche per bimbo, anche la nuova linea dedicata alla cucina, c'è tutto, anche perché Io Compro Siciliano ci ha permesso di farci conoscere a tutti quegli utenti che in fase Covid non ci conoscevano, quindi abbiamo sposato subito l'idea, ci ha permesso di dare ancora più forza al nostro brand. Eh sì, sicuramente questo voleva essere lo scopo, no? Poter, creando una rete, dare una mano a tutti i rappresentanti del Made in Sicily, di cui sicuramente Donna Munì è un grandissimo emblema. Leggiamo un paio di messaggi che ci sono arrivati, salutiamo John Blandi che da New York ci segue con attenzione. John, voi che vi dilettate in cucina, anche questi grembiuli Donna Munì sono una bellissima idea. Luca dice a Munì la qualità del vestire siciliano, ecco, vedi, ci sono questi bellissimi riscontri. Mari che dice tanti saluti a casa di Ninna. E poi, insomma, così ogni tanto arriva qualche messaggio criptico, ma si sa già dove sarà questo salotto
salotto di Donna Muni, si può dire, o è top secret? Sì, no, si può dire perché siamo quasi pronti ed entusiasti. Saremo a Piazza San Carlo, accanto a Piazza Rivoluzione, quindi nel cuore della bella Palermo, e lì dentro entrerai realmente in un mondo siciliano d'altri tempi. Ti do questa chicca. Ok. Quindi lì si racchiude un po' tutto e ogni angolo racconta una piccola storia. È davvero bello, non perché ovviamente io sono di parte, ci mancherebbe, ma racchiude il mondo di 4 persone, di una donna Muni che ha viaggiato tanto, diciamo un po' ogni piccola, ogni piccolo, come si dice, sassolino che ha Tassello, costruito, ok. esatto, e quindi ci teniamo a farlo vedere quando potremo. Aprire per ora non ha senso perché vogliamo dare la possibilità a chiunque di poter venire, di poter realmente assaporare quello che può essere il nostro mood sia siciliano che avere l'accortezza alla persona e agli interessi della persona, perché sarà un salotto letterario, quindi potrai leggere un libro, potrai sorseggiare un vino, perché abbiamo tutte cantine siciliane, quindi ci siamo sempre tenuti a dare, diciamo, riscontro a quello Quest'impronta del Made in esatto, Sicily, sì, sì, ecco. sì. E quindi ci stiamo provando così. Guarda, capita di dirlo spesso, però speriamo veramente al più presto anche questa volta di poter scoprire questo salotto di Donna Muni. Intanto ci accontentiamo e si fa per dire della nuova collezione che possiamo trovare anche su www.iocomprosiciliano.com. Andate subito a spulciare donne, bambini, uomini per tutte le occasioni. Ci sarà sicuramente qualcosa per voi. Grazie Rubina Vicari, un bacio alle altre sorelle della Family. Grazie, grazie a te e a Paolo. Buona giornata. Grazie. Io nell'occasione Paolo Gatto l'ho già nominato e l'ho ringraziato poco fa, ringrazio sempre anche Marzia Monreale della redazione per tutto il lavoro di backstage, quello che non vedete ma che ci permette di essere qui, e saremo quindi qui anche domani a mezzogiorno con un nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Ciao!